zone. E qui altri quando chi vuole li fai cattivi, quando è così, come che non è che domandare la vignetta che tiri via e che ha fatto 3.000 problemi. E invece perché hai detto due parole giuste, e fai, si alza, e vuole fermentare sempre qualcosa, sempre tesi dove ci muove, se non è giusto. Io condivido pienamente quanto è stato detto, anche perché si va a estremizzare delle situazioni che sono palesi e conosciute qui da noi. Quindi non vedo le manifestazioni di protesta da parte dei nostri vicini, li vedo assolutamente fuori luogo. Io sono un po' contraria perché ormai siamo nella globalizzazione, in genere l'Europa è tutto un territorio. Viva l'Istria rimasta italiana, viva l'Istria italiana, come dire, sembrava che rivendicasse quel territorio che una volta appartenevano all'Italia, invece non ci sono più. Non mi pronuncio, su questioni politiche preferisco non pronunciarmi. Tanti di loro sono più che vivono qua, più una buona parte di loro che vivono qua o diciamo nelle zone alte qua e là, parlano l'italiano ancora meglio di me. In più si sentono tantissimi si sentono italiani. Per me è giusto quello che ha detto. Penso che se ne è parlato anche un po' troppo, insomma, no? Quindi sarebbe il caso di trovare un punto, dire basta, insomma, no? Perché si è dato già abbastanza, si è fatto già abbastanza, si è detto già abbastanza, insomma. No? Ich habe keine Probleme. Ma evidentemente per me questo non è un problema che non mi pongo, anche perché francamente riguarda soltanto gli italiani. Auf Wiedersehen. Che siate sulla costa o nell'entroterra istriano, i piatti sono sempre semplici. Carne ai ferri, salumi, pesce alla griglia. Tutto questo per il nostro piacere, perché oggi la semplicità e la qualità degli alimenti sono altamente ricercati. Et donc nous allons nous préparer à ce déjeuner très istrien et très simple. Come antipasto avremo delle cannocchie fatte nel modo in cui le mangiano i pescatori istriani. Inoltre avremo l'orata, il sarago e l'occhiata, nonché le sogliole che sono appena arrivate. Se prendi un poco di carote e si taglia un poco fino così. Prends une carotte, il la coupe assez fine. Si mette vicino al pesce. Sminuzziamo una carota, mettiamo i pezzettini accanto al pesce, tagliamo a fette grosse un pomodoro per fare da contorno. E si mette anche vicino alla pesce. E maintenant il va mettere un peu d'ail. Un po' di aglio si mette. Come potete vedere il tutto è molto rustico e naturale. Il limone viene aggiunto quando il pesce è pronto. Va innaffiato con l'olio d'oliva, si serve il pesce, si aggiunge del vino bianco, malvasia istriana. Non bisogna esagerare con il vino per non coprire il sapore del pesce, sagace, no? E alla fine un paio di grani di pepe bianco per dare sapore al piatto. Allora, sotto la campana ci sono l'orata, il sarago e l'occhiata, le patate, il pomodoro, la carota, l'aglio, l'olio d'oliva, il vino bianco, il sale e il pepe. E voilà. Alors il me dit tout simplement que la cuisson va durer environ 30 minutes. Sarà pronto tra mezz'ora. Il vassoio verrà tolto da sotto la campana e servito direttamente a tavola. Bonne franquette comme on dit chez nous, ou si vous préférez en toute simplicité. Ha un odore veramente delizioso.
la gallina con due teste, il lago di Strasbolazza, sole coli de Trieste, la lavata sventolare, qua se mangia, qua se bevi, qua se vivi in abbondanza, pasta e ceci non ne manca, e viva la Bobo, e viva la Bobo, se questo è il mondo Triesti, e la di bene, e la di male, sempre allegri ma passione, viva la Bobo, viva la Bobo, se questo è il mondo Triesti, e la di bene, e la di male, sempre allegri ma passione, viva la Bobo, che avevo un porto, non occupare, poi che peccato, nel cotonavo, ma sul più bello, con i salami se svolato in cielo, e viva la Bobo, se questo è il mondo Triesti, che la va di bene, che la va di male, sempre allegri ma passione, viva la Bobo, che avevo una mula, mi si è scampata, poi che peccato, la coccolavo, ma sul più bello, la si è scampata via con un fringuello, e viva la Bobo, se questo è il mondo Triesti, che la va di bene, che la va di male, sempre allegri ma passione, viva la Bobo, che non va neanche stupido ignorante, di non te sa che i tempi se cambiai, se te passi per Trieste, come una clodica te butto nei fasoi, e viva la Bobo, se questo è il mondo Triesti, che la va di bene, che la va di male, sempre allegri ma passione, viva la Bobo, meglio pure che ingannò, viva la Bobo, finché sono campanò, viva la Bobo, te la vedo sempre là, viva la Bobo, e Trieste siamo là, viva la Bobo, e Corredo sei un fido, viva la Bobo, allegria sul Paiol, viva la Bobo.
Quindi, dove andiamo in vacanza? Aria di montagna. Mare, mare, mare. Arte? Raga, un po' di divertimento. Passeggiate nel verde, buon vino. Io guido, io decido, Montagna. Cultura. Divertimento. Mare. Silenzio! Ho la soluzione! Friuli Venezia Giulia! Alla fine decide sempre lei. Meno male. Alla scoperta delle valli del Natisone. Esistono luoghi dove il tempo sembra essersi fermato, a metà tra tradizione e mito. Posti in cui l'aria profuma di libertà e i suoni sono solo quelli dell'acqua colorata d'argento, degli animali e delle foglie. Il fiume Natisone e i suoi torrenti, Alberone, Cosizza e Erbezzo, attraversano nicchie incantevoli, scorrono vicino a chiese dalla storia millenaria e recano testimonianze di una cultura tramandata di generazione in generazione nei suoi usi e costumi. Dislocate nella parte più orientale della regione Friuli Venezia Giulia, le valli del Natisone uniscono Cividale del Friuli, l'antica Forum Iuli, fondata nel 50 a.C. da Giulio Cesare e capitale del primo ducato longobardo, alla valle dell'Isonzo, in Slovenia. Caratterizzate da un sistema vallivo a ventaglio convergente verso sud, sono dominate dal monte Matajur, che con i suoi 1641 metri ne costituisce il simbolo. Ed è proprio quest'ultimo che incornicia assieme al Monte Mia il comune di Pulfero, un ambiente naturale incontaminato da dove inizierà il nostro viaggio. Le valli del Natisone furono, già in epoca preromana, un'importante via commerciale di collegamento tra Cividale e l'Alta Valle dell'Isonzo, fino ai paesi del Norico. Per la loro particolare posizione e per lo stretto contatto con le regioni orientali, subirono ricorrenti pressioni di popolazioni barbare. Nel VI secolo ebbe inizio la penetrazione di popolazioni slave nel territorio friulano, seguita da una colonizzazione intensiva e permanente che resistette ai successivi domini del Patriarcato di Aquileia e della Repubblica di Venezia. Tuttora le valli del Natisone mantengono viva la propria cultura, le proprie tradizioni, i riti e le usanze. Il Cries, rituale falò di San Giovanni che si accende nei paesini delle valli nella notte tra il 23 e il 24 giugno. Il Pust, carnevale con le sue maschere caratteristiche, le erogazioni, la Devetizza Božićna, novena di Natale, il repertorio dei canti. Furono coinvolte nella grande tragedia della Prima Guerra Mondiale e in particolare in uno dei suoi momenti più significativi, la disfatta di Caporetto del 1917. Ma ora iniziamo il nostro viaggio con il primo comune, Pulfero, il più esteso delle valli, che si sviluppa sino alla cima dei monti Mia e Matajur. Dai suoi prati di Spignon si getta uno sguardo verso le Alpi Giulie e la pianura friulana.
percorrendo dolci declivi fatti di boschi e imponenti alberi, come il castagno. La guerra del 15-18 ha lasciato le proprie tracce con la presenza di trincee e di una piazzola militare. Domina il paesaggio circostante anche la chiesetta votiva di San Lorenzo a Mersino, risalente al 1200, con la visuale delle caratteristiche cela, strapiombi rocciosi e la nicchia ecologica del camoscio, unica sul territorio. Il paese più isolato è Montefosca, che è noto per i blumari, singolari maschere di carnevale, il pust, esclusivamente maschili, dai vestiti bianchi e dai copricapi ramificati, multicolori. Particolari sono anche quelle di Rodda e Mersino. Come testimonianze di archeologia industriale, invece, si possono ancora trovare alcuni tratti del tracciato dell'ex ferrovia Cividale-Caporetto, utilizzata dal 1916 per il trasporto dei rifornimenti al fronte italiano, nonché residui della ferrovia Italcementi, attiva tra il 1921 e il 1952 per portare la marna dalle cave allo stabilimento Italcementi di Cividale. Prima di lasciare Pulfero è d'obbligo una visita alla grotta d'Antro, monumento naturale, storico, culturale, religioso, simbolo delle valli del Natisone, già presente nei documenti del IX secolo. Il nome di Antro, Antrum, compare per la prima volta nell'anno 888 d.C. ed ora inserito nel progetto Meraviglia Italiana per la selezione di 1000 tra le meraviglie italiane. La si raggiunge con una scalinata di oltre 100 gradini e nel suo complesso storico-monumentale racchiude nel tortuoso percorso sotterraneo una mirabile sintesi di ricchezze naturali, storia, religione, cultura e arte. Ultima tappa verso il centro visite di Stupizza, centro didattico, divulgativo, attualmente sede del Villaggio degli Orsi, e alle cascate di Brocchiana, presso Rodda. Ci dirigiamo verso San Pietro al Natisone, profondamente legato a quel fiume dove i pescatori amano recarsi. Particolarmente suggestivo nel tratto della Forra. Prima tappa alla chiesetta di San Bartolomeo, a Vernasso, ristrutturata dopo i violenti terremoti del 26 marzo e 25 agosto 1511. La sua origine viene fatta risalire alla seconda metà del 1400. Nel corso dei lavori fu rinvenuto un ciclo di affreschi. Si tratta di una galleria di apostoli, attribuita al pittore Iernei da Loca, risalenti al 1530. Nel coro c'è un altare ligneo di complessa architettura, datato 1689, opera del maestro intagliatore Bartolomeo Ortari da Caporetto. Numerose sono le chiesette cosiddette votive sparse sul territorio delle valli del Natisone, generalmente in zone isolate e piuttosto lontane dai centri abitati. Sono edifici di architettura tipica, risalenti ai secoli XV e XVI, la cui caratteristica distintiva è rappresentata dalle absidi poligonali. Le caratteristiche architettoniche di queste chiesette hanno risentito dell'influenza transalpina, in particolare del gotico sloveno, ad opera dei cosiddetti maestri di Scofialoca, in particolare Andrea da Scofialoca, conosciuto soprattutto per aver legato il suo nome alla chiesa grotta di San Giovanni d'Antro. Ma i resti più antichi delle valli, che testimoniano la frequentazione umana di tale sito nel Paleolitico finale, nel Mesolitico e nel Neolitico, sono stati rinvenuti durante scavi effettuati negli anni '80 presso quello che viene conosciuto come il riparo di Biarzo,
dislocato vicino a un mulino di cui si occupa la Proloco Ponteacco. Per gli amanti della scalata, il luogo ideale è la palestra di roccia, in località Ponte San Quirino. Prima di proseguire, visitiamo i borghi rurali di Sorzento e Becis. Il primo presenta un'anomalia rispetto agli altri paesi delle valli, con le corti, la piazzetta centrale e poche case isolate. Becis si trova a sud di Sorzento, in mezzo al verde. Il nostro tour per le valli continua con San Leonardo, dove si apre la risorgiva dello Starcedat, interamente percorsa da un torrente. L'accesso alla grotta, la seconda delle valli per estensione, è costituito da una finestra rettangolare che si apre in una parete al di sopra di un ampio riparo. Visitarla è un'esperienza unica. Da effettuare con il gruppo speleologico delle valli del Natisone. Subito dopo cerchiamo refrigerio presso le cascate di Kot, dove cresce il raro Ruscus hypoglossum dalle bacche rosse. Nel 2012 la parte finale del percorso per accedervi è stata messa in sicurezza. Dopo un'intensa mattinata di percorsi tortuosi immersi nella natura, ci concediamo una sosta presso la frazione di Clastra, dalla quale si può vedere fino a Cividale e oltre. Ma il tempo fugge e il viaggio prosegue verso Stregna, dove di frazione in frazione scopriamo graziose abitazioni immerse nell'atmosfera incantata dei boschi e delle montagne ai confini con la Slovenia, a pochi passi da Cividale e dal santuario mariano di Castelmonte. Da secoli luogo di pellegrinaggio, come conferma un documento del 1244 in cui la chiesa di Santa Maria del Monte di Castelmonte viene citata come una delle più importanti di tutto il patriarcato di Aquileia. Ecco alcuni dettagli di Casa Krajnova, Casa Meliniak, la finestra e il mulino Bajar, ma visitando il sito www.albergodiffusovallidelnatisone.it si possono trovare anche Casa Zebaiova, Casa Claudia, Casa Fejzova, Casa Maria Luisa e, a Grimacco, Casa Bernia e Casa Stenhar, che offrono ospitalità assieme alle case vacanze e ai bed and breakfast delle valli del Natisone. Dopo una tappa ai prati stabili di Planino, ci avventuriamo fino alla chiesetta di San Giovanni Battista del XVI secolo, dalla quale si vede un meraviglioso panorama, e poi a Tribili Inferiore. Del comune di Grimacco è particolarmente conosciuta la frazione di Topolò, Topolueve, in cui si svolge ogni anno, nel mese di luglio, la manifestazione internazionale Stazione Topolò, Postaja Topolove, che tocca vari campi dell'arte e della comunicazione. Una vera e propria chicca è invece la collezione etnografica Mario Rutta Raclodici, dove sono raccolti tutti quegli oggetti rappresentativi della vecchia cultura materiale contadina. È presente inoltre una straordinaria e fedele ricostruzione di una stanza da letto unica nel suo genere. Poco più avanti si trova la grande cascata di Klodic. Per gli amanti della natura, invece, raggiunto dopo Kostne, l'abitato di Podlak, sulla destra si può scorgere una larga e ben curata strada interpoderale chiamata Sentiero dei Panorami, lungo 8 km. Un altro sentiero porta al Monte San Martino, la cui altezza è di 987 metri.
molto belle le Madonne, quella del pescatore, in località Castello, e un'altra statuetta a Liessa, presso il ponte sul torrente Cosizza. Non può mancare un'escursione lungo il Rio Coderiana dalle acque cristalline nell'omonima valle, con il mulino ristrutturato di Seuzza. Tale frazione è visibile anche dal belvedere, dal quale si scorgono le coltivazioni a terrazza. Per immergerci nella storia, ci dirigiamo verso la catena del Kolovrat, in comune di Drenchia, dalla cui cresta si vede la valle dell'Isonzo in Slovenia. L'esercito italiano vi costruì l'ampio sistema della sua terza linea di difesa, denominata linea d'armata. Lo si raggiunge risalendo da Clodice, la strada che porta al rifugio Solarie. Nei pressi di quest'ultimo è possibile scorgere immediatamente il monumento dedicato al primo caduto italiano nella Grande Guerra, l'alpino Riccardo Di Giusto. Sono visibili a settentrione il massiccio del Monte Nero, a ovest il Mataiur. Da visitare nella zona anche il borgo rurale di Obenetto e quello di Clabuzzaro. Caratteristico l'ambito naturalistico del fiume Rieca, tra le frazioni di Peternello e Paciuc. Il nostro viaggio si conclude con il simbolo delle valli, il Mataiur, in comune di Savogna, sulla cui sommità passano i confini comunali e quelli con la Repubblica di Slovenia. A 300 metri dalla vetta sorge il rifugio Pelizzo, intitolato a Guglielmo Pelizzo, il sindaco che si adoperò per la realizzazione dell'opera, aperto da fine marzo a ottobre. L'altro rifugio, chiamato Kocha o Domna Mataiure, è raggiungibile solo a piedi, in circa 45 minuti, partendo dal parcheggio del Pelizzo. Alle pendici del Mataiur si trova il centro buddista di Polava, che nasce dall'incontro di Plinio Benedetti con il maestro Geshe Yeshe Tobden. Alle spalle dell'edificio, posto su una roccia, lo stupa, un manufatto in pietra e cemento con la statua in rame del Buddha. Dalla spiritualità passiamo al mito, con le leggende delle Krivapete, figure femminili dai piedi rivolti all'indietro, che vivevano isolate dalla gente, popolando grotte come quella della Velika Yama. Protagoniste dei racconti paurosi dei nonni, servivano a tenere i bambini lontani da luoghi pericolosi. Nella cultura popolare vengono descritte come donne dotate di grande autonomia, di particolare saggezza, trasgressive e selvagge, con il dono della preveggenza. Numerose sono le leggende sulle Krivapete, tramandate dalla memoria orale. Altro spirito delle valli è lo Skrat. A Losaz esiste anche un sentiero delle leggende, percorso durante le erogazioni, quando il prete, seguito dalla comunità paesana, passa per i sentieri attorno alla frazione per benedire i raccolti.
che il nostro viaggio in questa terra ricca di bellezze incontaminate termina, non senza prima ringraziare per la collaborazione l'Ufficio Cultura della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio, tutti i referenti dei 7 comuni coinvolti, l'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia e il gruppo speleologico delle valli del Natisone. Il servizio è stato finanziato dalla Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio, con sede a San Pietro al Natisone, in provincia di Udine.